Lavori in corso nei luoghi colpiti dalla mareggiata, le immagini dei cantieri aperti stanno facendo il giro del mondo. Tour operator americani e russi interessati al Tigullio quale meta estiva per il 2019. Si aprono domani i termini per la presentazione delle domande per ottenere il reddito e la pensione di cittadinanza. Le domande si potranno presentare agli uffici postali, ai CAF e online sul sito INPS. La fede si costruisce in famiglia, così il vescovo incontrando i genitori della zona pastorale di Cogorno. Questa sera appuntamento per la visita pastorale con il Consiglio d'ambito a Carasco. Storie e curiosità di decine di sportivi, quarta edizione per Santa Champions, serata di premiazione degli sportivi sammargheritesi che si sono distinti nelle varie discipline. Basket, campionato Serie C Silver, l'Aurora Chiavari batte l'Ospedaletti e si allontana dalle zone basse della classifica. Vittoria della Tigullio Sport Team nel derby con il Recco. Ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, come avete sentito dai titoli, ci sono lavori in corso nei luoghi colpiti dalla mareggiata di fine ottobre. Le immagini di chi è all'opera per poter ripartire con la stagione turistica stanno facendo il giro del mondo e i tour operator stranieri si stanno dimostrando interessati al Tigullio come meta per il 2019. Sentiamo. Buone notizie dai tour operator stranieri. Americani e russi in particolare sono interessati al Tigullio nonostante i danni della mareggiata del 2018. A dirlo è Aldo Verdin, presidente degli albergatori del Levante, appena rientrato dall'LTM di Mosca, la fiera internazionale che mette in contatto domanda e offerta del turismo di lusso. Contatti concreti, dice Verdin, un segnale di speranza dopo il disastro di fine ottobre. In 3 giorni nessun operatore mi ha chiesto a che punto siamo sulla ricostruzione dopo la mareggiata e dopo gli eventi calamitosi di novembre scorso. Quindi questo per me è già un dato positivo. Abbiamo parlato molto di affari, molto di promozione. Gli albergatori sono ottimisti sul periodo di Pasqua e sull'estate. Fino a 20 giorni fa non era proprio così, ma adesso, con i lavori alla Provinciale 227 che proseguono a ritmo serrato e l'idea di riapertura al 13 di aprile, i timori lasciano spazio alla fiducia. Secondo me stiamo riacquistando e recuperando il tempo perso, diciamo. È vero anche che stiamo lavorando tutti quanti, imprenditori, albergatori, stabilimenti balneari, stiamo tutti lavorando giorno e notte, quindi io comincio a essere ottimista. Di tutto questo gli albergatori oggi parlano con il ministro Gianmarco Centinaio in visita a Rapallo, ma c'è un altro tema che sta a cuore agli operatori del settore, la lotta all'abusivismo nel campo degli affitti turistici. La richiesta è che venga attuato l'obbligo del codice identificativo che permetterà di distinguere i regolari dagli abusivi. Perché vuol dire molto per una regolamentazione del mercato, che è giusto che sia così, perché è un tipo di turismo che va molto bene, come va bene il campeggio, eccetera, ben venga, però ci devono essere gli stessi doveri, gli stessi diritti per tutti. Speriamo che venga attuato già da quest'estate. L'incontro con il ministro Gianmarco Centinaio è in programma oggi pomeriggio alle 15:30 al chiosco della musica a Rapallo. La cronaca, un motorino posteggiato è andato a fuoco a Carasco, poco distante dalla curva di San Lazzaro questa notte. Le fiamme sono divampate per cause ancora in fase di accertamento. Tutto è accaduto attorno alle 2. Il rogo ha parzialmente distrutto anche un'auto che si trovava posteggiata nelle vicinanze. Dopo un'ora di lavoro i vigili del fuoco di Chiavari sono riusciti a spegnere le fiamme ed è già in corso l'inchiesta per risalire alle cause e agli eventuali responsabili del rogo. Stavano controllando le zone a rischio degrado a Cavi di Lavagna quando i carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno trovato un cittadino straniero di circa 60 anni che si trovava all'interno dei locali dell'ex hotel Astoria, appunto a Cavi. L'uomo era pregiudicato e aveva in pendenza un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Livorno perché doveva scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione e 6 mesi di arresto per concorso in furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Chiavari. Oltre che per il reddito di cittadinanza, si aprono domani i termini per presentare la domanda per la
pensione di cittadinanza. Si tratta di una integrazione alla propria pensione a cui possono accedere le persone con più di 67 anni e determinati requisiti ISEE. Se per quest'ultimo provvedimento non dovranno seguire azioni concrete da parte dei beneficiari, con l'assegnazione del reddito di cittadinanza invece inizierà un percorso di formazione e di ricerca del lavoro portato avanti con i centri per l'impiego. Facciamo il punto in questo servizio. Partirà anche un processo per cercare di trovare un'occupazione al soggetto che è beneficiario del reddito di cittadinanza. In che modo? Sì, esatto. La persona a cui viene il nucleo familiare, comunque il disoccupato a cui viene concesso il reddito di cittadinanza, poi verrà chiamato dai centri per l'impiego e dovrà col centro per l'impiego firmare un patto che dovrebbe prevedere, usiamo il condizionale perché la cosa non è ancora chiarita del tutto, dovrebbe prevedere un percorso di formazione e 8 ore la settimana per la persona disoccupata nei lavori socialmente utili che dovrebbero essere organizzati dai comuni. Ci saranno anche dei controlli per verificare che le risorse erogate siano effettivamente usate per quello che servono? Beh, su questo punto qua non c'è ancora chiarezza, nel senso che in teoria, perché è intervenuto anche il garante della privacy, facendo notare che non si può sindacare su come le persone spendono i soldi, quindi da questo punto di vista la cosa non è chiarissima. La cosa comunque che è certa è che i soldi devono essere spesi entro la fine del mese. Esiste anche la pensione di cittadinanza. La pensione di cittadinanza può essere richiesta anche tramite i patronati alle persone che vivono in casa sole e che hanno oltre 67 anni di età. Ci sono dei requisiti particolari per ottenerla? Beh, devono essere persone sopra i 67 anni di età, i nuclei familiari non devono essere più di 2 persone e ovviamente anche loro devono presentare l'ISEE che non può essere superiore ai 9.300 euro. In questo caso cambiano i soggetti a cui presentare la domanda? Sì, i soggetti rimangono le poste e anziché i CAF i patronati. Fino al 15 marzo è possibile presentare le domande per la partecipazione al bando regionale dedicato agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura. Questo bando, che fa parte delle misure previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, è rivolto a comuni, associazioni e consorzi che vogliano perseguire l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali ai fini produttivi. L'assessore regionale alla formazione e politiche giovanili Ilaria Cavo sarà giovedì prossimo in visita all'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante. L'incontro sarà articolato in 2 momenti. Nella prima parte alcuni studenti illustreranno 2 attività di progetto realizzate in ambito scolastico, inserite nei percorsi obbligatori di ASL, Progetto Europeo Erasmus e Video PMI Day. Nella seconda parte l'assessore sarà introdotta negli spazi laboratoriali significativi per ciascuna delle aree tecnologiche e scientifiche della scuola. Ancora cronaca, una ruspa ha preso fuoco questa notte attorno alle 3 a Calata Rubattino a Genova. Una densa colonna di fumo nero si è alzata e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che hanno spento le fiamme utilizzando oltre 250 litri di schiumogeno. La soprastante gru mancina non ha subito danni grazie alla tempestività dell'intervento. Siamo alla pagina diocesana, prosegue la visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini nella nostra diocesi. Questa sera il Vescovo presiederà il Consiglio d'ambito di Carasco a San Marziano alle 20:45. Domenica scorsa invece il pastore della diocesi ha incontrato i genitori alla Basilica dei Fieschi sul tema della trasmissione della fede.
La fede si costruisce nella normalità della vita di famiglia. Durante l'incontro con i genitori nella Basilica dei Fieschi, il vescovo porta 2 esempi concreti: pregare insieme ai figli ed essere testimoni. Racconta l'episodio di un papà che, invece di sgridare il figlio che non voleva andare a messa, si è fermato ad ascoltarlo e a dirgli perché era importante per lui. Numerosi i genitori presenti alla catechesi. Toccante la testimonianza di una mamma che ha spiegato di essere tornata ad amare la Chiesa dopo un periodo di allontanamento e di vivere la vita di comunità non più come un'imposizione, ma come un desiderio del cuore. L'incontro domenicale dei genitori è ormai una consuetudine della parrocchia. Prima di messa si svolge un momento di condivisione con il parroco. Allo stesso modo i figli incontrano i catechisti nella chiesetta di San Salvatore il Vecchio. Nel tempo di Avvento abbiamo vissuto questo catechismo familiare, questa catechesi familiare, tutte le domeniche, le comunità dei figli, dei discepoli e i genitori invece insieme a me e gli altri con i catechisti. È stata una richiesta dei genitori di poter continuare con almeno una domenica al mese riunirsi. Abbiamo sentito che c'è questo bisogno, questa voglia, questa sete di comunità. La visita pastorale si è conclusa con la messa. Nell'omelia il vescovo, citando il Vangelo di Luca, ha ricordato l'invito di Gesù ad amare di un amore misericordioso, rifiutando la presunzione e l'ipocrisia. Parlando ai ragazzi, Monsignor Tanasini li ha esortati ad essere alberi buoni che producono frutti buoni, per essere sempre orientati al bene. Quindi Gesù ci guarda dentro, ci chiede di guardarci dentro, ci chiede di non apparire ma di essere davvero buoni. E allora anche la nostra bocca dirà quello che è bene. La nostra bocca sarà come la bocca del Padre che dà cose buone ai suoi figli. Oggi, martedì grasso, è l'ultimo giorno di Carnevale che precede l'inizio della Quaresima. La parola Carnevale deriva infatti dal latino carnem levare, ovvero eliminare la carne. Con la Quaresima prende il via un tempo di digiuno ed astinenza in cui in passato veniva appunto eliminata la carne, uno dei cibi ritenuti più ricchi. Domani sarà giornata di astinenza e digiuno. Nelle chiese si rinnoverà il rito dell'imposizione delle ceneri, durante il quale il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo dei fedeli a ricordare la caducità della vita terrena e per spronarli all'impegno penitenziale della Quaresima. Nel giorno del mercoledì delle ceneri il vescovo Alberto Tanasini presiederà il rito nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, domani a partire dalle ore 18. La celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Per la nostra pagina internazionale andiamo sul sito internet nigrizia.it per parlare del congresso mondiale contro la pena di morte che si è celebrato a Bruxelles. In Africa l'abolizione va a rilento, è l'informazione che ci dà oggi Nigrizia. Sono 12 paesi che applicano la pena capitale e tra questi si segnalano Egitto e Sud Sudan, 21 quelli in cui le esecuzioni sono sospese, 16 gli abolizionisti. È emerso dal 7° congresso mondiale contro la pena di morte che arretra nel mondo, leggiamo su Nigrizia, ma i progressi verso l'abolizione universale sono troppo lenti, soprattutto in Africa. Ciò suscita l'inquietudine di Papa Francesco. In un intervento in video al 7° congresso mondiale contro la pena di morte che si è concluso a Bruxelles, il Santo Padre si è detto favorevole all'abolizione, sottolineando che la pena capitale è una grave ferita al diritto alla vita. E poi trovate sul sito di Nigrizia tutte le cifre relative all'applicazione della pena di morte nel mondo ed in particolare con un focus sull'Africa. Una notizia di servizio per rientrare nel nostro territorio. Il comune di Chiavari informa che questa sera, martedì 5 marzo, è sospeso lo spazzamento meccanico delle strade. Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata di domani. Anche quest'anno il comune di Santa Margherita Ligure ha premiato gli atleti che si sono distinti nelle varie discipline nella passata stagione sportiva. Lo ha fatto con una carrellata di protagonisti, ma anche proponendo al pubblico le storie di tanti sportivi locali, magari non più giovanissimi, e diverse curiosità. La serata è stata l'occasione per consegnare alle società che hanno subito danni quando c'è stata la recente mareggiata un contributo e le offerte raccolte proprio a questo scopo. Vediamo. Si è aperta
aperta con un'esibizione di cheerleading, la quarta edizione di Santa Champions, la premiazione degli sportivi sammargheritesi che si distinguono nelle varie discipline. Rapallo Cheers infatti sbarca in questi giorni con i suoi corsi anche a Santa. È uno sport purtroppo ancora un po' sconosciuto, però si divide un po' tra la danza e l'acrobatica. Quindi è una disciplina sportiva a tutti gli effetti. Pian piano le mamme anche iniziano a conoscere questo sport e vedono che è uno sport che ci vuole comunque impegno, non è solo sventolare un po' i pompon, e quindi piano piano è una realtà che sta crescendo in Liguria ma anche in tutta Italia, fortunatamente. La storia di questa disciplina si è intrecciata nel corso della serata con quelle di tanti atleti, giovani e meno giovani, che sul palco dell'auditorium delle scuole medie hanno raccontato la loro esperienza al numerosissimo pubblico presente. Chiediamo alle associazioni sportive di darci i loro nominativi degli atleti più rappresentativi. Alcune associazioni sportive hanno preferito anche segnalare l'intera classe proprio per dare un po' di incentivo nello sport. Fra le curiosità la storia di Beppe Scott, commerciante ma grande appassionato delle due ruote, tanto da aver percorso in bici, nell'arco della propria esistenza, la stessa distanza che c'è fra la Terra e la Luna. Quanti chilometri sono dalla Terra alla Luna? 384.000 chilometri. E lei in bici li ha percorsi tutti in questi anni? Anzi, diciamo anche di più. Questi qui sono quelli ufficiali che ho segnato, però sicuramente ne ho fatti molti di più. Ecco. O quella di Salvatore Deiana, già sub nell'Arma dei Carabinieri, oggi campione di nuoto in piscina e in acque libere, pluripremiato sia in ambito nazionale che internazionale. Dal pensionamento mia moglie mi ha proibito assolutamente di scendere sott'acqua da solo e a quel punto lì mi sono data al nuoto, anche perché penso di non ricordare un periodo in cui io non ho saputo nuotare, non me lo ricordo. Le storie sono anche quelle degli atleti che hanno iniziato a Santa Margherita per poi proseguire la carriera altrove, come Edoardo Marchetti, nato dal punto di vista sportivo nella Canottieri Argus. E complessivamente quanti titoli italiani hai già vinto? Io personalmente 8. Ho vinto l'8º proprio a gennaio con il campionato di fondo di Pisa in 4 senza con i miei compagni e sì, siamo a 8, un bel traguardo. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo perché abbiamo altre notizie e servizi. Avvenire titola anziani senza cure, in crescita sono le case di riposo ma non bastano, aumentano gli over 65, sono quasi 3 milioni le persone non autosufficienti, mancano 250.000 posti letto per i malati cronici, famiglie spesso lasciate sole. E poi c'è un'inchiesta nel mondo dei social network, un viaggio tra YouTube e TikTok, genitori e social, chi educa chi? Il vincitore delle primarie del PD, Zingaretti, parte con la TAV, a Torino la prima uscita del neosegretario del PD, mentre Salvini rilancia la linea dura antidroga. Dal 2020 via il segreto Vaticano, Pio XII basta pregiudizi, il Papa apre gli archivi. E poi speranza in Siria per la sorte di padre Dall'Olio, sarebbe vivo tra gli ostaggi della Daesh, così ieri è circolata la notizia in Siria. Dalla prima all'ultima pagina di Avvenire per il Dulcis in Fundo, oggi firmato da Luca Sardella, che racconta la storia di Wanda Bastianelli, veneziana di origine ma vive a Rapallo, classe 1919, una figlia di 80 anni, la donna ogni giorno va a fare la volontaria dell'AVO all'ospedale di Rapallo. Una parola, uno sguardo, un aiuto concreto a chi è ricoverato. Il camice blu del volontariato è il vestito più bello che ho avuto nella mia vita, racconta Wanda in questo articolo firmato da Luca Sardella. Ma adesso andiamo sul secolo XIX. Zingaretti, Salvini affonda al nord, intervista con il segretario PD, la Lega danneggia l'economia, i 5 Stelle sono vittime e complici, dice il neosegretario del PD, che ieri a Torino ha scelto appunto per la sua prima uscita appunto il sostegno alla TAV. E qua gli emergenti nel Partito Democratico, da Boero a Ghio, i giovani Dem scalano la Liguria, Ghio è proprio Valentina Ghio, sindaca di Sesti Levante. Il fronte droga, la Lega vuole abolire la modica quantità in cella chi spaccia, e invece il derby slitta lunedì sera, Samp e Genoa non ci stanno, la Lega Calcio ha deciso lo slittamento a lunedì 15 aprile per permettere lo svolgimento della mezza maratona di Genova.
Ecco l'elicottero italiano per la sicurezza della rotta artica. Finmeccanica Leonardo si candida per garantire la sicurezza nella nuova rotta artica. E poi c'è un fatto dalla Val di Magra, arrestato dai carabinieri, stalking dell'ex compagna, Diabolik così il suo soprannome, finisce ai domiciliari. In passato infatti l'uomo svaligiava appartamenti vestito tutto di nero. E andiamo ancora dal nostro territorio, Parco di Portofino, 9 mesi di tempo per allargare i confini, e allora noi andiamo proprio sulla pagina del Levante. Parco di Portofino, 9 mesi di tempo per concordare confini più larghi, contatti tra i comuni, si cerca una mediazione, Donadoni primo passaggio, un vasto confronto a tutto campo, a vasto raggio. Vediamo i nuovi confini, quelli tratteggiati in verde, invece il pezzo arancione sono gli attuali confini del Parco di Portofino, quindi vediamo veramente una grande differenza. Ancora dal nostro territorio a Camogli, l'ex scalo ci darà 225 posti pubblici, lo dice il sindaco Francesco Olivari, che interviene dopo il ricorso annunciato dal comitato che si oppone al progetto. Area verde quintuplicata, il sindaco dice stiamo individuando altri posteggi temporanei per le esigenze della sosta. Preoccupato per l'azione legale in corso? No, abbiamo seguito procedure regolari, dice il sindaco di Camogli. Per gli aggiornamenti è pronta in redazione per noi Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Abbiamo notizie di cronaca. Aveva con sé 15 grammi di eroina e 2 di cocaina. Il 33enne di Rapallo fermato per un controllo dai carabinieri. L'uomo aveva già precedenti alle spalle. In serata, sempre a Rapallo, i militari hanno fermato un 22enne ed un 20enne, anch'essi con precedenti, che sono stati trovati in possesso di 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento e altro, e a 85 euro in contanti, denaro che è stato sequestrato insieme allo stupefacente. Tutti i fermati sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti a fine dispaccio. È tutta, te la linea. Grazie, siamo allo sport, parliamo di basket, un turno favorevole alle squadre del Tiguglio nel campionato di Serie C Silver. La Tiguglio Sport Team si è aggiudicata il derby con il Recco Basket, consolidando la posizione al terzo posto in classifica. Importante vittoria in chiave salvezza per l'Aurora Chiavari che, battendo l'Ospedaletti, si allontana dalle parti basse della classifica. Non ha deluso il pubblico di casa l'Aurora Basket Chiavari, che nell'8ª giornata di ritorno del campionato Serie C Silver ha battuto gli avversari del Basket Club Ospedaletti. Una sfida importante in chiave salvezza che consente ai chiavaresi di fare un passo in avanti in classifica, raggiungendo quota 8 punti, agguantando l'ardita Juventus e staccandosi dal fanalino di coda Ospedaletti fermo a quota 4. Il team, guidato dal coach Giuliano Marenco, si è presentato in campo determinato al pari al carrino, aggiudicandosi il match con il risultato tondo di 70-54. Direi che questa sera è stata una buona prestazione, finalmente un po' convinta, che ci ha permesso di portare a casa i 2 punti contro una nostra diretta concorrente. Sono due partite che giochiamo con la convinzione giusta. Io credo che siamo partiti un po' in ritardo, troppo in ritardo, una squadra con troppi giocatori nuovi, troppi giovani. Ora piano piano stiamo cominciando ad ingranare. 2 partite ben fatte, ora molto importante la prossima, andiamo a Rapallo contro il Recco e dobbiamo cercare assolutamente di portare a casa anche quel risultato lì per essere un po' più sicuri in vista della corsa salvezza. Oggi devo dire bravi tutti, i miei ragazzi hanno interpretato la partita nella maniera giusta. Qualche errore di troppo nei secondi 2 quarti, ma insomma ci possiamo accontentare e portare a casa due punti molto importanti. Nello stesso girone la Tiguglio Sport Team si è aggiudicata il derby con il Recco Basket per 84-50, un risultato che consente al team sammargheritese di consolidare la posizione nelle parti alte della classifica, a quota 26 punti alle spalle della capolista Spezia Club 32 punti e Cus Genova 30 punti. Scendendo di categoria nel girone unico della Serie D maschile, da segnalare la vittoria della Val Petronio Casarza con il Blue Sea Lavagna per 82-63, sconfitta invece per il Villaggio Sport battuto tra le mura domestiche dal My Basket Genova per 70-63.
Continuiamo a parlare di sport, il calcio. Per la Lega Pro la Virtus Entella scende in campo oggi pomeriggio alle 14:30 a Cuneo contro i padroni di casa. Si tratta della ripetizione della gara giocata lo scorso 28 novembre e a sua volta si trattava di un recupero, finita 1-1, ma il cui risultato era stato annullato dopo un errore tecnico dell'arbitro che non aveva espulso per doppia ammonizione un giocatore del Cuneo. Biancocelesti dunque che cercano l'allungo in classifica visto che le altre squadre sono ferme dopo il turno di domenica. Di sport continueremo a parlare questa sera con inizio alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Nell'ambito della trasmissione Si può dare di più, che sarà suddivisa in due parti. Potrete seguire la versione integrale delle interviste che vi abbiamo presentato nel corso del servizio su Santa Champions e poi le interviste che abbiamo realizzato all'inaugurazione recentissima di uno strumento donato dal Comitato Assistenza Malati del Tigullio all'ospedale di Lavagna. Terminiamo così questa edizione di Tigullio oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.